Presidente, è partito dicendo un lavoro che l'opposizione fatica a criticarci questo. Sì, perché anche durante il dibattito della legge di stabilità in Consiglio devo dire che argomenti erano un pochino deboli. D'altronde abbiamo abbassato le tasse, fatto nuovi investimenti, investito sulla famiglia, investito sul sociale, era difficile contestare questa legge di stabilità. Abbiamo dimostrato che le tasse si possono abbassare e quindi l'IRAP noi l'abbiamo addirittura eliminata per alcune aree, penso alla montagna. Siamo intervenuti sulla famiglia con gli asili nido gratuiti dal secondo figlio in poi, una misura da 14 milioni di euro, penso una scelta molto forte ma che mai nella storia era venuta in Friuli Venezia Giulia. Siamo intervenuti sugli investimenti, dando risposte ai comuni e alle esigenze infrastrutturali del nostro territorio con 319 milioni di euro nuovi da poter riversare sul territorio. Quindi sono particolarmente soddisfatto poi ovviamente della prima parte della riforma sanitaria, che ha visto un percorso che rischiava di essere difficilissimo fatto in pochissimi mesi. Guardando al 2019, quali i primi obiettivi da portare a casa? Penso che siano la seconda parte della riforma sanitaria, quindi la programmazione, che sarà sicuramente complicata, ma io voglio sempre passare attraverso il confronto, come abbiamo fatto per quanto riguarda la governance, e poi la riforma delle autonomie locali, ridando dignità ai nostri territori, penso alle province speciali che devono avere più competenze, devono rappresentare la volontà dei cittadini e gli amministratori, se governano male, i cittadini devono poterli mandare a casa con libere elezioni. Non si può più pensare di avere degli enti dove sono altri a decidere e non i cittadini, perché sono i cittadini che danno le tasse e i contributi per reggere le istituzioni e i servizi che quelle istituzioni devono erogare. Ma quante saranno queste province speciali? Su questo passiamo attraverso il confronto, appunto, io credo fortemente nel confronto, possono essere da 3 a 4 a 5, vediamo rispetto anche alle esigenze dei singoli territori, esattamente come abbiamo fatto sulla sanità. Se partissi con una tesi precostituita non sarebbe un confronto, sarebbe semplicemente una messa in scena. Noi vogliamo veramente fare un confronto serio e capire quali sono le esigenze per poi fare anche la geografia di queste aree, di questi enti di area vasta che riteniamo fondamentali, che comporteranno oltretutto un notevole risparmio. Basti pensare che passiamo da 18 UTI a un massimo di 5 aree vaste. Penso che sia un bel passo avanti in termini di risparmio e di efficienza. Molte regioni vogliono l'autonomia, la nostra per il 2019 è salva. Io spero che sia salva anche il futuro. A me piacerebbe fare un patto strutturale con il governo e per questo il tavolo a Palazzo Chigi ha questo obiettivo, che possa garantire, anche perché non esiste autonomia senza i soldi, quindi dobbiamo garantire stabilità finanziaria alla nostra regione anche per gli anni a venire. Io ricordo che Regione Friuli Venezia Giulia, oltre ad avere meno compartecipazione rispetto ad altre regioni a statuto speciale, versa in più il 12,5% delle proprie entrate, Regione Sicilia il 6,5%, Regione Sardegna il 7,5%. Capite che ci sono delle disparità che noi vorremmo andare a superare, sapendo che non si può fare tutto in un anno, ovviamente arrivare al 6% come la Sicilia, però deve essere una progressione che possa avvicinare le realtà speciali, soprattutto valorizzare quelle che si sono dimostrate virtuose, come la nostra. Il consigliere Slokar in una recente intervista alla nostra testata ha detto che la comunità slovena deve essere soddisfatta e felice che al governo regionale c'è la Lega. Lei è d'accordo con questa affermazione e se sì perché? Mi auguro di sì. Noi devo dire che abbiamo, anche avete visto le slide per quanto riguarda il finanziamento alle minoranze, in quella slovena abbiamo sempre cercato di avere un confronto aperto e di coinvolgere tutte le comunità. Mi auguro ovviamente di soddisfare anche la comunità slovena, mi auguro di soddisfare tutta la comunità regionale, tutte le varie comunità che insistono in questa regione e spero che anche il confronto possa sempre esserci, anche di critica, perché è legittimo, perché possiamo anche interrogarci se stiamo facendo le scelte giuste oppure confermarle se riteniamo che sia quello il percorso da portare avanti.